Ecco, incontriamo qui a Cazzago anche Fabrizio Zabeo, dunque lo ricordo responsabile del Comitato Allagati dell'Inter Veneziano di Favaro Veneto. Ecco, abbiamo visto degli effetti veramente tremendi che non ricordiamo una cosa del genere in questa zona. Questo può far capire a chi ci segue quanto importante è avere un territorio sistemato, in sicurezza il più possibile, che tutte le cose siano al giusto posto. Sì, lo vediamo, è logico, e vediamo soprattutto, va bene, la potenza in questo caso della natura, nel senso, in poco tempo, passando, la devastazione che vediamo. Abbiamo visto alberi sradicati, automobili, va bene, praticamente capovolte e spostate di 10-15 metri, coppi e tetti rialzati, e questo ci fa pensare, ci fa capire che sì, è vero che il tempo è cambiato, l'abbiamo provocato noi, ma praticamente sono 20 anni che noi diciamo attenzione, attenzione con queste diciamo cementificazioni barbare, con queste eliminazioni di fossi, con la trascuratezza dei fiumi, non è che aiutiamo questi eventi. Poi vediamo che in un'ora, va bene, subiamo una devastazione e danni enormi. Vediamo anche un sindaco in ginocchio con una città devastata, almeno sulla fascia dove è passato, va bene, il nubifragio, chiamiamolo ancora nubifragio da noi. È per questo che noi continuiamo a lavorare, per dire dobbiamo rimettere in sicurezza, dobbiamo ricostruire anche diciamo tutta quella sicurezza che abbiamo perso perdendo fossi, canali che non ci sono più, cementificazioni che hanno provocato, va bene, questa devastazione. Poi quando si sfoga il tempo vediamo che l'acqua non sa più dove andare e il tempo si sfoga in questa maniera qui. Io penso che nel 2015 iniziamo a lasciar perdere le grandi opere, ce ne sono 1000 di piccole, lasciare perdere le grandi opere, perché di opere piccolissime che servono ai territori come questi ce ne sono. Allora rivediamo il sistema fognario, rivediamo, va bene, i fossi, i fossati, ricuriamo, va bene, fossi e canali e fiumi, e vedremo che già le cose ritorneranno un po' nel suo vero ambito, ecco. Se no avremo sempre delle emergenze, ecco.